Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rome 2 Total War. Come potete ben vedere siamo tornati dopo qualche settimana all'interno del nostro contesto del Peloponneso proprio per intraprendere nuovamente la nostra sete di conquista e ultimare quindi ovviamente le ultime conquiste per dare vita a una nuova campagna in Rome 2 Total War, come appunto vi ho citato nei diversi post che avete ben potuto leggere su Facebook o anche nei diversi commenti. Proprio una nuova campagna in Rome 2 Total War che inizierà certamente dove noi concluderemo questa, ovviamente nel territorio della Macedonia. Sicuramente, dando un'occhiata alla nostra mappa conquista, il nostro impero è riuscito ad evolversi dalla provincia Italia e dalla provincia della Magna Grecia verso est. Sicuramente abbiamo ottenuto il controllo dell'intera Macedonia grazie alle nostre tre principali armate, il generale Gaisio a nord, il generale Divico al centro e a sud-est il generale Smerios. Allora, questi tre generali vediamo di controllarli nella maniera migliore. Innanzitutto vorrei ultimare il controllo della nostra Macedonia, quindi del nostro Peloponneso, conquistando definitivamente l'insediamento di Sparta, ma non vorrei estendere il mio impero proprio verso nord, andando a conquistare una parte della Tracia, proprio perché andando verso nord con il nostro grande cursore possiamo notare che la Suebbia, territorio certamente dei Suebi, è ben difeso. Date un'occhiata alla grande potenza a livello di impero e anche a livello a livello militare di questa popolazione. Era una popolazione abbastanza semplice, ma è riuscita davvero a dar del filo da torcere ai reti finché si è riuscita a espandere fino alla nostra Celtica, la nostra provincia conquistata circa 150 anni fa. Quindi questi tre eserciti, più che utilizzarli necessariamente nel sud, vorrei spostarli nel nord, magari tramite un transito militare, riuscire ad attaccare i territori della Magna Germania, delle Sirnia o addirittura della Belgica, in modo tale che possiamo creare una sorta di campagna militare proprio dal sud per riuscire a definire i nostri confini proprio nei riguardi di questo territorio che sicuramente ci serve per la nostra campagna. Allora, innanzitutto vediamo quello che possiamo fare. Le nostre finanze non è che sono adesso proprio sul lastrico, però sicuramente dobbiamo dargli un'occhiata. Innanzitutto la cittadina di Sparta deve essere ultimata e questa cittadina di Antea e di Pulpedva dovranno rimanere all'impero spartano. Quindi da questa parte dobbiamo riuscire a creare una sorta di trattato di non aggressione, magari un trattato di pace per evitare particolari problemi. Allora, a Larissa come va la situazione? Mi sembra che se io riuscissi a spostare adesso questo esercito ci saranno gravi problemi all'interno, ma neanche tanti. Allora, stiamo per ultimare in 5 turni il nostro altare di Cernuros, anche un bel pozzo ad Apollonia. Vediamo un po' che sta succedendo. Abbiamo addirittura un bel porto pronto a essere costruito e diversi luoghi che stanno per essere rinnovati. Allora, per adesso dobbiamo certamente fare una sorta di dobbiamo portare avanti una sorta di conquista nei riguardi di questo territorio spartano, proprio nel sud. Vediamo se possiamo dare un'occhiata con il nostro grande agente cosa possiamo trovare da queste parti. La cittadina è spoglia, non troviamo nessuna unità d'elite, unità d'assalto, quindi non ci sono particolari problemi. Però sicuramente quello che mi preoccupa è la Suebbia a nord. Allora, intanto con le nostre spie, ragazzi, proprio da queste parti cercheremo di dare un'occhiata al territorio dei Suebi. Vediamo un pochettino. Allora, la nostra città interessata è proprio qui a nord, che ancora è sconosciuta, quindi io direi di portare Acurio, uno dei nostri grandi spioni, proprio attraverso queste lande desolate e nebbiose del territorio del continente europeo per dare un'occhiata. Magari riusciremo a ottenere qualche informazione in più. Sicuramente un nemico attaccato alla cieca è qualcosa di sbagliato da fare, quindi sicuramente dobbiamo dare un'occhiata. Allora, mandiamo direttamente 4 spie, ragazzi, perché dobbiamo certamente aprire il varco oscuro che abbiamo davanti a noi. Sicuramente ci vorranno parecchi anni, però siccome le nostre spie sono abbastanza addestrate riusciranno a muoversi molto rapidamente, sempre nella speranza che non muoiano nel corso della campagna, perché voi ben sapete che le nostre spie hanno il punto debole di morire quando non siamo in guerra. Allora, vediamo un pochettino. I Daorsi, addirittura il terrore di Ares, da queste parti si stanno espandendo molto bene. Allora, io direi, ragazzi, di ultimare finalmente a Larissa il nostro altare di Cernuros. Vediamo un pochettino. Ad Atene la situazione è molto tesa, quindi cercheremo di stare un attimino attenti. La provincia ovviamente della Macedonia potrebbe avere particolari problemi, perché ovviamente Apollonia non è che si ritrova molto bene a livello di ordine pubblico, però sicuramente questi nostri agenti riusciranno a fare qualcosa. Fervore militare riferisce delle gloriose battaglie, delle grandi vittorie, ispirando così la popolazione locale. Perfetto, sicuramente questo potrebbe essere un ottimo punto a nostro favore. Intanto potenziamo sempre il nostro amico. Ecco qua, perfetto, fervore militare, proprio quello che ci serviva. E addirittura abbiamo un altro agente da queste parti. Allora, facciamo così. Visto che abbiamo il nostro grande Honorix, signore della guerra, io direi di condurlo sempre da questa parte per aumentare il fervore militare. E la nostra grande spia con
ben 8 stelline, la mandiamo ovviamente nell'analisi del territorio dei Suebi. Ok, amica mia, ti puoi fare un viaggetto verso nord, vediamo se abbiamo altri signori della guerra disponibili con questa particolare abilità. Honorix sta per tornare indietro, le altre spie stanno per procedere in avanti. Credo di aver dimenticato però qualche spia nel nostro territorio a occidente. Vediamo un pochettino se è vero. Qui addirittura abbiamo un'armata, la vendetta di Agrona, ferma direttamente nel nostro porto. Ok, non credo che ci saranno particolari problemi. Ma le spade del potere, me ne ero appunto dimenticato. Allora, il nostro... Ah, guardate però ragazzi, non ricordavo di avere così tanti eserciti addirittura pronti all'attacco. Le spade del potere allora saranno fondamentali per la conquista di Sparta e sicuramente a Larissa potremmo dedicarci al controllo dell'ordine pubblico. Grandioso. Allora, benissimo, vediamo di passare il... Eccoci arrivati ragazzi, insediamento portuale sotto assedio, Pella. Allora, i nostri grandi osservatori in avanscoperta hanno notato un esercito all'orizzonte, il tuo insediamento portuale sotto assedio. Se un blocco navale interrompe completamente il flusso di scorte, ovviamente la gente morirà di fame e saremo costretti ad arrenderci, quindi sicuramente dobbiamo eliminare queste dannate forze. Intanto un nostro nemico è stato ferito direttamente dalla nostra cittadina, ottimo, però intanto dobbiamo ragionare. Questo dannato esercito a quanto pare ha intrapreso una sorta di battaglia, un assedio con 4 frombolieri loti, quali possono essere notati dalle nostre mura, qualche picchiere spartano, quindi sicuramente non desteranno particolari problemi. Però innanzitutto Apollo da queste parti dovrà attuare una sorta di azione di guerriglia per iniziare quindi una vera e propria diffusione della nostra addirittura siamo in territorio, dobbiamo rimanere per adesso in territorio alleato per aumentare l'ordine pubblico. Perfetto. Allora da queste parti cercheremo di intraprendere il fervore militare per aumentare l'ordine pubblico proprio nelle nostre province più importanti. Honorix credo che sia tornato dalla sua campagna nel nord, eccolo qui, vediamo di portarlo per adesso al confine proprio nella cittadina di Apollonia per sfruttare il suo fervore militare. Vediamo un pochettino se possiamo avanzare. Grandioso. Ci siamo, mi sembra. Fervore militare, ottimo. Per adesso con le nostre spie vediamo intanto di procedere verso nord. Stanno sempre più addentrandosi all'interno del territorio nemico. Perfetto. Vediamo di salire. Però ragazzi davvero non me lo aspettavo che i Suebi riuscissero a espandersi così rapidamente, riuscissero a sconfiggere i reti in questa maniera. Cioè, vi ricordate all'inizio della nostra campagna? Cioè, i Suebi non è che erano molto potenti a livello militare, ma adesso proprio hanno sconfitto i reti in una maniera davvero unica. Comunque dobbiamo riuscire a capire come trovare il loro punto debole. Intanto da queste parti ritroviamo la nostra grande armata, le spade del potere, che probabilmente sbarcherà direttamente nei pressi. Vediamo un pochettino se possiamo sbarcare magari da queste parti. Ok, vediamo un pochettino. Ah, perfetto, dobbiamo per forza arrivare al porto di Apollonia e scendere verso nord, verso sud, direttamente dal bosco di Boscotetro, proprio nel nord. Ok, vediamo se riusciamo ad arrivare. Grandioso, da queste parti dobbiamo necessariamente attaccare Sparta e riuscire ad eliminare l'ultima flotta, i bambini di Tiche, alla difesa della loro capitale. Intanto vediamo qui come sta andando. Da Atene la situazione sta migliorando, i soldi per adesso si stanno riassestando, l'ordine pubblico per adesso va abbastanza bene. Allora, cosa sono però queste sorte di nuove attività culturali? Odeon, centro cittadino, ordine pubblico, però probabilmente non riusciremo a usufruirne proprio perché è un edificio, attenzione, permettono l'addestramento, probabilmente questi edifici non è disponibile la dotazione, potrebbe non darti tutti i benefici. Sicuramente dobbiamo convertirlo in qualcosa. Allora, vediamo un pochettino. Taverna, 4 all'ordine pubblico, ricchezza. Ci serve qualcosa che incrementi la ricchezza. Allora, ricchezza derivante dalle attività produttive, perfetto. Il mercato pubblico potrebbe andare bene. Mentre questo altro edificio lo convertiremo in qualcosa di più inerente al nostro contesto. Vediamo un po'. Cava di deposito, ricchezza derivante dall'agricoltura e dal bestiame. Però dalla città o dalla provincia? Derivante dall'agricoltura. Credo che possa essere utile invece la tratta degli schiavi. Va bene. Per quanto riguarda queste attività, come dire, di combattimento, io direi di cancellarle definitivamente dalla nostra mappa, poiché ci serve qualcosa che migliori l'economia. Allora, benissimo, vediamo di distruggerle definitivamente anche ad Apollonia, visto che la nostra base nel sud non sarà abbastanza utile per adesso. Allora, ad Apollonia, a Pella abbiamo addirittura un ultimo edificio che dovrà essere convertito, è un campo degli schermagliatori. Vediamo un pochettino. Col passare del tempo cercheremo di eliminarlo. Allora, però questo dannato esercito qui davanti a noi potrebbe darci fastidio e vediamo di rispedirlo quindi nell'oblio da dove è venuto. Ok, rimaniamo per adesso così e cerchiamo di capire che possiamo fare. Allora, in Aquitania la popolazione è motivata, molto bene, stiamo per recuperare tantissimo. E mi avete detto ragazzi, anzi consigliato, di intraprendere una campagna militare direttamente dal territorio in occidente, presso ovviamente questi territori nemici, ovviamente della Suebbia, dei Suebi. Però non so come possiamo fare, proprio perché in Celtica non è che abbiamo grandi possibilità di rifornimenti, anche possibilità di creare armate. Magari in Aquitania il mio obiettivo sarà quello di
spostare le unità dal sud al nord, anche se ci vorrà parecchio, però sicuramente da ovest non riusciremo a creare un'ottima armata a livello quindi di distruzione dell'intero territorio suebico, poiché ovviamente abbiamo 8 eserciti su 8, non ne possiamo crearne più, e quindi sicuramente non credo che i corni di Camulo riusciranno a fare qualcosa di interessante. A proposito, vediamo se possiamo eliminare qualche unità, congedarla, e vediamo se l'ordine pubblico rimane sempre lo stesso, in modo tale da recuperare qualcosa. Vediamo un pochettino, congediamo queste unità, perfetto, mi sa che stiamo recuperando parecchio, grandioso. Vediamo un pochettino di eliminarne ancora, perché ormai queste unità, ragazzi, sono ormai superate. Sicuramente andavano bene per il conflitto nei primi anni, come dire, nei primi anni 200 a.C., 300 a.C., ma adesso sicuramente non sono più abili nel combattimento. La popolazione è travagliata nel territorio dell'Hellas, sicuramente. Va bene, adesso è arrivato il momento, ragazzi, di dar vita a un altro turno per vedere un po' quello che riusciremo a combinare in compagnia del nostro prossimo esercito, della nostra prossima conquista proprio verso sud, a Sparta. Eccoci, ragazzi, all'interno del 113 a.C. Eunice, probabilmente un assassino avversario, ha dato fuoco a una delle nostre capanne a Larissa, e sicuramente le fiamme si notano da chilometri, essendo alte migliaia e migliaia di metri. Comunque sicuramente l'incendio vedremo un pochettino di spegnerlo immediatamente. Hanno scoperto però il nostro agente in incognito nei territori del nord, e abbiamo purtroppo fallito la missione di reclutare un dignitario. Va bene, per adesso vediamo di stare un attimino calmi. Allora, a Larissa ci sono stati degli incendi, a quanto pare, però le nostre azioni stanno pian piano prendendo piede. Io direi di costruire finalmente delle riserve per aumentare la crescita, il cibo e sicuramente anche l'attività produttiva. Vediamo un pochettino, abbiamo abbastanza soldi per adesso. Qui sulla destra abbiamo completato il nostro terreno recintato, però non credo che possiamo creare qualcosa del genere, cioè qualcosa di identico. Quindi magari una cava d'argilla potrebbe essere utile per incrementare la nostra attività produttiva. Grandioso. Nel sud vediamo di utilizzare il nostro esercito, le spade del potere, come si deve, in modalità normale, proprio per attaccare l'ultimo baluardo, ovviamente la cittadina di Sparta. Sicuramente l'esercito di guarnigione con ben 1400 unità non riuscirà a reggere la forza distruttiva dell'impero icenico con una grande e potente armata, la quale sicuramente vincerà con grandi probabilità, quindi magari in modalità aggressione sconfiggeremo il nostro bersaglio spartano come si deve, mandandolo al tappeto, come ovviamente è giusto che sia. Allora, vediamo un pochettino quello che siamo riusciti a fare. Grandioso, una città sicuramente conquistata. Sparta ci consentirà di ottenere finalmente il controllo di tutto il territorio del Peloponneso. Benissimo. Sicuramente ci serviranno anche le altre isole, come l'antica isola di Creta e il territorio del nord, però sicuramente è meglio stare un attimino calmi, come mi avete consigliato in passato, per risistemare la nostra economia. Allora, vediamo un po'. Intanto io direi da questa parte di collocare un altro bel terreno recintato, accompagnato magari da un altro edificio per l'ordine pubblico, una sacra recinzione. Sparta vediamo di convertirla in qualcosa di più utile, come per esempio un altro altare di Cernuros, per dare ovviamente più spazio alla nostra agricoltura e eliminare definitivamente tutti questi edifici inerenti all'ambito militare. Benissimo. Allora, da Pollonia come sta andando la situazione? Perfetto, la Macedonia si sta riprendendo abbastanza bene. Vediamo di eliminare questo altro edificio militare da questa parte. A Pella per adesso sta andando tutto come si deve. Io direi di spostare definitivamente le nostre unità ancora nel nord. Vediamo da quanto è lontana la nostra Suebbia. Dobbiamo proseguire verso il sentiero a nord, ragazzi, tra le montagne nebbiose e ovviamente i boschi offuscati da questa nebbia. Allora, vediamo di procedere. Va bene, da questa parte sta andando tutto alla grande. Credo che, ecco, sul frontone est abbiamo qualche altra unità da poter spostare verso nord. Allora, dobbiamo però, ragazzi, comprendere quanto è esteso l'impero della Suebbia. Vediamo un po', ecco, addirittura proprio nei pressi della come dire, della desolazione di Smaug, ragazzi, che è stato un pochettino ceppi completamente distrutti, montagne rocciose. Eccolo qua, l'altura di Colle Corvo da queste parti, quindi attenzione. Allora, vediamo un pochettino di analizzare la situazione da diversi fronti. Abbiamo 4 spie, se non sbaglio, no? Vediamo di avere tutto sotto controllo. 4 spie, giusto? Da questa parte il nostro Norix sta continuando a diffondere il buonsenso. Perfetto. Per adesso a Brindisi la situazione sta andando abbastanza bene. A Cosenza vediamo di aumentare le nostre possibilità di produzione. Benissimo. Ok, per adesso la situazione si sta ristabilendo, ragazzi. Allora, vediamo se da questa parte, proprio nella nostra Francia, abbiamo qualcosa di importante a livello di agenti. Vediamo se possiamo reclutare qualcosa. Come a Bibracte, vediamo un pochettino. Abbiamo dei soldi. Mannaggia, li abbiamo appena adesso terminati. Un dignitario potrebbe essere utile, come questo barbone somigliante un po' a Bob Marley, ragazzi. Guardate che figo. Allora, io direi, ragazzi, di sfruttare. Mi sembra che abbiamo
abbiamo un'alleanza con i Reti, non ricordo, vediamo un pochettino all'interno della nostra, eccoli qua. Allora, con i Reti siamo in relazioni amichevoli, però a quanto ho capito sono in guerra con la Suebbia e con gli schiavi, però vediamo se possiamo intraprendere una bella trattativa. Allora, un accordo commerciale già lo possediamo, un transito militare sicuramente qualcosa che ci farebbe molto comodo, poiché potremmo attraversare dalla Gallia Cisalpina tutti questi territori con i nostri eserciti, e tutte queste popolazioni di intermezzo, Norici, Ravisci, Dalmati, potrebbero darci problemi, quindi vediamo un pochettino di trattare anche con loro, ma un'altra idea potrebbe essere quella di portare direttamente i nostri eserciti nella Gallia Cisalpina e magari attraversare il confine dalle Alpi, la Svizzera, per poi espanderci come un fiume estuario verso sinistra, verso destra e verso nord. Davvero un'ottima idea. Allora, vediamo un pochettino. Potrebbe andare bene un transito militare. Voi che cosa dite, ragazzi? Per adesso fermiamoci al transito militare. Hanno rifiutato l'offerta. Purtroppo la nostra come dire, il nostro atteggiamento non è dei migliori, però se noi chiediamo di partecipare alla guerra contro la Suebbia, sicuramente ci daranno un bel transito militare, certamente, però ancora non lo faremo. Sicuramente stringeremo una pace con Sparta. La fazione nemica che si ritrova da queste parti sicuramente accetterà un trattato di pace. La richiesta è davvero molto alta, e visto che la nostra Macedonia è stata ultimata, la provincia di Hellas non è, ragazzi, che mi importa molto, e avevo intenzione di ultimare definitivamente il territorio nel Peloponneso, anche per non avere un'economia molto dispendiosa. Avete visto che ci stiamo riprendendo, e sicuramente condurre i soldati a nord e a sud ci farebbe perdere dei soldi importanti da spendere nel nord. Date un'occhiata dei grandi territori che potremmo conquistare nella Suebbia, chiamiamola così. La Suebbia alla fine è solo un territorio, ma definiamola quindi la madre patria di tutti i territori conquistati. Allora, va bene, vediamo di firmare una pace che è stata sudata dall'impero spartano davvero da tanto tempo. Quindi sicuramente questo è un anno importante, 113 a.C., per la sigla di una pace duratura di questi due imperi che si sono scontrati nel territorio davvero per tanto tempo. Finalmente la fazione vincitrice è stata la fazione icenica. Abbiamo definito il nostro controllo di tutto il territorio del Peloponneso, tranne le isole di intermezzo che sicuramente non ci interessano. L'economia adesso deve essere rinsaldata, ragazzi, proprio per intraprendere la nostra nuova campagna di conquista. Allora, vediamo adesso di terminare la nostra come dire, la nostra conquista verso est e dirigersi proprio verso nord. Allora, però dobbiamo necessariamente aspettare qualche anno per dare qualche risultato in più all'ordine pubblico e anche alla nostra economia. Il mio piano è questo: riuscire a rinsanare la situazione sia a Larissa completamente, in modo tale che il nostro grande impero possa lasciare alle spalle i rivoltosi, e con questi tre eserciti, i vincitori di Ubrauco, mamma mia quanto tempo, sicuramente ci hanno seguito dall'Inghilterra fino alla Grecia, grandioso. Il volere di Andraste, anch'esso esercito importante. Vediamo di migliorare i bambini di Bruto sotto la grande possibilità di capacità di movimento nella mappa stessa, per essere più rapidi, sempre autorità al nostro generale. E nel sud le spade del potere si stanno per riprendere. Abbiamo 4 direttrici di attacco, ragazzi, 4 direttrici di attacco a questo esercito di Apollonia. Ad Apollonia vediamo di lasciarlo, a Brindisi, campioni di Albione, li da 4 direttrici d'attacco. Io li sposterei direttamente verso Roma, ok, arrivando a Medelan. Perfetto, deve essere attuale Milano, ragazzi, se non sbaglio, da queste parti. Allora, io direi adesso, appena avremo la visuale completa con le nostre spie, vediamo un pochettino dove sono. Allora, perfetto, ancora mancherà qualche attimo. Allora, appena riusciremo ad arrivare a Medean, da questa parte, maledizione, allora io direi di spingere direttamente verso nord. Ok, a quanto ho capito da questa parte ci sono dei territori nemici. La Suebbia è proprio dietro tutti questi baluardi. Conquisteremo cittadina dopo cittadina per arrivare al nostro obiettivo, perché davvero girare dall'Oceano Atlantico, passare dal Mar del Nord allo stretto, ovviamente, della Manica, sarebbe davvero molto lungo e complicato. Davvero non riusciremo a farcela. Quindi riusciremo a fare una cosa del genere sicuramente quando l'economia sarà stabile. Quindi è conveniente aspettare qualche turno, ragazzi. Ci becchiamo tra qualche annetto per vedere quello che... Eccoci, ragazzi, all'interno del 112 a.C. So sicuramente che non abbiamo atteso molti anni, però la situazione mi sta davvero facendo arrabbiare. Allora, abbiamo siglato una pace con Sparta, facendo capire loro che avevamo intenzione di stare calmi, che ovviamente non volevamo distruggerli fino all'osso, ma a quanto pare non hanno capito nulla. A quanto pare ho notato altri incendi, altri intrusi, lasciando perdere Cartagine, però altri incendi da queste parti, altre sovversioni ad Atene, sempre per aumentare la nostra, come dire, il nostro aspetto negativo
negativo nei riguardi della popolazione ospite, quindi sicuramente questi dannati spartani non vogliono proprio cedere, hanno aspettato la pace per colpirci alle spalle, ma adesso proprio non hanno capito niente. Ritarderemo, ragazzi, la nostra conquista in Suebbia, però sicuramente tenteremo di definire il nostro aspetto qui nel Peloponneso, conquisteremo la cittadina di la vecchia Creta, ragazzi, proprio da queste parti, e certamente elimineremo Sparta definitivamente dalla terra, quindi conquistando anche le ultime due cittadine qui nel nord, perché non posso rimanere. Io volevo fare un tentativo, volevo vedere cosa avrebbero fatto se avessi stipulato un accordo di pace, se si fossero spinti verso est, se si fossero stabiliti nel loro confine, ma invece stanno continuando a rompere le scatole. Quindi adesso, ragazzi, è guerra pura, cercheremo di definire il nostro aspetto definitivamente da queste parti. Allora, vediamo un pochettino, un assassinio nei riguardi di questo eroe Erasto, vediamo se abbiamo un po' di fortuna, con un massacro, attenzione, l'attacco, nemico ferito, via dalle scatole, tu e quelle dannate mani incendiarie che sicuramente ci hai portato da queste parti. Allora, dalla rissa non possiamo spostare il nostro esercito, credo, vediamo un po', invece sì, grandioso, la fortuna è della nostra. Vediamo di creare all'interno di questo contesto anche un'altra sezione per migliorare l'agricoltura. Allora, il volere di Andraste, in compagnia anche delle nostre unità, tenterà di attaccare le ultime flotte spartane, gli artigli dell'oceano, però non vorrei combattere in mare, più che altro tenterei di assaltarli da queste parti. Allora, quindi, visto che voi, ragazzi, continuate a rompere le scatole, io vi dichiarerò guerra. Allora, nuovamente sono ostili contro di noi, quindi sicuramente questo accordo di pace non potrà esserci mai. Allora, vediamo di continuare a dichiarare guerra a questi maledetti. Allora, i loro alleati, gli Ardiei, non so se chiederanno aiuto, però da questa parte io allora sì, sicuramente continueremo a chiedere aiuto ai nostri alleati, e stavolta sono stati affiancati dagli Ardiei, proprio nel nord. Va bene, ragazzi, volete mettervi contro il nostro impero? Adesso vedremo di darvi un po' di filo da torcere. Gli Ardiei, vediamo dove si ritrovano. Sono da queste parti, se non sbaglio. Ok, attenzione, ragazzi. Allora, la situazione si fa sempre più complicata. Gli Ardiei, però, posseggono solo la provincia di Epidamos, se non sbaglio, perché le altre appartengono ai Dalmati e da Orsi. Va bene. Allora, quindi attenzione a quello che combiniamo. La cittadina di Pella per adesso deve rimanere sotto il controllo. Allora, perfetto, mi è venuta una grande idea. La cittadina di eccola qui, di non ricordo, questa parte dell'Illiria sarà bersagliata direttamente dalle nostre unità alleate per definire la nostra conquista. Eccoci, a quanto pare abbiamo stabilito l'obiettivo militare dei nostri alleati verso la sezione dell'Illiria. Non potevo, ragazzi, attaccare il nord con tutte queste infiltrazioni nemiche proprio nel nostro territorio, nel nostro impero. Dobbiamo necessariamente distruggere questi spartani accompagnati dai loro alleati, perché potrebbero darci fastidio più avanti. Quelli sì che potrebbero essere dei grossi problemi. Intanto vediamo di attaccare definitivamente queste dannate unità avversarie. Allora, vediamo un pochettino quello che possiamo fare. Perché siamo in negativo, maledizione? Le nostre unità certamente sono delle unità, vediamo un pochettino, sono, ho capito, perfetto, le nostre unità non sono specialmente unità di attacco, perché sicuramente questa è una vera e propria flotta, quindi attenzione a quello che combiniamo. Torniamo un attimino indietro e tentiamo quindi di stare attenti e tornare quindi sulla terraferma. Vediamo di salire da queste parti. Ok, allora cerchiamo di stare attenti anche con queste nostre unità. Allora, la cittadina di Atene è stata bersagliata, adesso vediamo di spingere nuovamente verso nord. Ok, da queste parti Cartagine è pronta all'attacco, i Daorsi come obiettivo principale. Ok, mentre con le nostre unità di spie cercheremo di spingerci sempre verso nord per dare un'occhiata ai prossimi territori da conquistare. Vediamo un pochettino, questo è pieno territorio della Suebbia, ottimo, vediamo di salire anche da queste parti, grandioso. Purtroppo con questi combattimenti in mare mi sono sempre ritrovato un po' male, però sicuramente adesso vedremo di capire come fare. Allora, saliamo da questa parte, credo di avere altre spie però qui nel sud, vediamo un pochettino, un'altra grande spiona, grandioso, vediamo un po', mi sono dimenticato di qualcuno, abbiamo solo 3 spie al nostro comando, vediamo un po', forse l'altra è stata dettata direttamente nel territorio, si muoverà tra poco. Va bene, allora stiamo analizzando la situazione, però adesso la situazione è molto tesa nel sud. Voglio proprio capire cosa faranno gli Spartani con questi eserciti. Peccato che non sono riuscito a prevedere come giostrare meglio il volere di Andraste, anzi più che altro direi di portarlo direttamente qua dietro in modo tale da riservare questo esercito da un eventuale attacco. A Sparta la situazione sta migliorando e creeremo magari un'altra zona quindi per l'agricoltura, quindi un altro terreno recintato. Allora, vediamo di stabilire meglio la nostra idea di conquista. Vediamo un pochettino la Pella, come va la situazione. Perfetto, stiamo rinnovando la zecca, un'attività produttiva, e non credo che queste basi possano esserci utili, quindi vediamo di attendere con queste basi rese in questa maniera, ovvero indirizzate verso la sezione agricola. Potete vedere che l'economia si sta riprendendo e dobbiamo necessariamente conquistare questi ultimi territori con queste unità e sicuramente con queste ultime truppe che abbiamo disponibili. Allora, vediamo finalmente di continuare a passare il turno per vedere quello che accadrà.
Allora, vediamo un pochettino ragazzi, 111 a.C. continuano i tentativi di sabotaggio e le nostre spie, come ovviamente volevasi dimostrare, muoiono in territorio per adesso neutrale e alleato conferma l'obiettivo di guerra, grandioso. Le nostre spie ancora non riescono a darsi da fare all'interno di questo contesto. Vediamo se possiamo analizzare questa situazione, ragazzi, continuate verso nord, perfetto, il nostro grande Acurio, molto inesperto, riesce però a dare del suo meglio. Allora, continuiamo invece da questa parte con la nostra altra spia, ne è morta una, maledizione, quindi attenzione a quello che possiamo fare. Allora, vediamo un pochettino, da queste parti sta andando tutto alla grande al nord, mentre al sud c'è qualche problema. La nostra economia si sta saldando sempre più rapidamente, ragazzi, e questo è un grande vantaggio. Intanto vediamo un pochettino, sempre continuano questi dannati attacchi, vediamo di riparare queste nostre città, questa magari vediamo di smantellarla e riconvertirla in qualcosa di più utile. A Sparta vediamo di convertire questa cittadina in qualcosa inerente all'ambito barbarico, magari in marmo. A Pella vedremo di fare lo stesso da questa parte. Vediamo un pochettino se possiamo farlo. Allora, demoliamo sì, questa sezione, ok. Mentre a Pella avevo intenzione, ragazzi, di convertire questo edificio agricolo in qualcosa di più utile, magari in ambito militare, perché magari avremo bisogno di qualche base qui per conquistare queste tre cittadine. O magari pensato più approfonditamente. Allora, vediamo un pochettino. Gli avversari hanno spostato stranamente tutta la loro flotta nel sud, davvero una mossa abbastanza azzardata, e il nostro grande spione adesso darà un'occhiata proprio a cosa sta accadendo da queste parti. Davvero ad Atene una situazione molto tesa. Vediamo di creare un altro bel pozzo per incrementare la nostra... Eccole qua, potete vedere le flotte nemiche, davvero una grande flotta ancora spartana, solida come un tempo, i fedeli di Atena. Allora, vediamo un pochettino, le spade del potere sono qui nel sud, tenteranno di stabilire la loro posizione. Allora, il volere di Andraste invece è un esercito libero, non ha nessuna città all'interno della quale dover stare, quindi sicuramente potremmo sfruttarlo per dare fastidio nel nord. Abbiamo ottime baliste, abbiamo ottime possibilità di attacco e io direi di condurlo direttamente verso una delle capitali. Intanto vediamo di fare qualcosa, una sovversione magari per assaltare, addirittura per radunare gli schiavi, ragazzi, potrebbe essere qualcosa di interessante, visto che già c'è un ordine pubblico negativo. Vediamo se il nostro grande ragazzone purtroppo non ce l'ha fatta, però questo esercito sarà forse la nostra chiave di accesso agli ultimi territori degli Spartani. Allora, vediamo un pochettino. Ad Atene ancora va bene la situazione, ad Apollonia vediamo un po'. Questo porto vediamo di convertirlo in qualcosa inerente, vediamo un pochettino al... sì, va bene, alle capanne di pescatori. Mentre qui al nord abbiamo una vendetta di Agrona, potrebbe essere utile per dar fastidio a questi dannati che si ritrovano qui. Gli Ardiei hanno sempre flotte che si aggirano da queste parti, quindi io direi di spostarla magari verso il centro del mar Adriatico per dare un attimino un'occhiata. Intanto eccole qua, appunto, gli Ardiei vengono tanto distrutti dai Lusitani nel sud, per adesso sta andando tutto alla grande. A Cosenza non ci sono grossi problemi, vediamo un pochettino, le città si stanno andando bene, ragazzi, scusate se controllo sempre in maniera molto rapida, però voglio che tutto vada per il verso giusto. Riconvertiamo gli edifici ad Apollonia, intanto stiamo ricercando sempre le grandi difese per costruire una catena barbarica grande alla rissa, perfetto, una cittadina barbarica verrà convertita appena adesso, ottimo, va bene. Allora, abbiamo l'economia che sta, ragazzi, che si sta rinsaldando sempre più rapidamente. Per quanto riguarda i nostri agenti, allora, quelli qua forze, allora abbiamo i nostri agenti da queste parti, vediamo di analizzarli tutti. Ok, un altro nel sud, Honorix è da queste parti che si sta dedicando a far rincrescere la nostra grande provincia. Vediamo un pochettino, Erbie da queste parti, l'Ira di Node, queste sono ovviamente le flotte. Allora, mi sbagliavo, ragazzi, le nostre spie in territorio nemico sono essenzialmente due, probabilmente ne sarà morta un'altra mentre ci muovevamo, ma sicuramente questa è una cosa di tutti i giorni, le nostre spie sempre che cadono a terra nel momento in cui dobbiamo dirigerci verso un attacco. Allora, a quanto ho capito, i reti contengono questa sorta di canale, il corridoio di Danzica, chiamiamolo, ragazzi, verso l'oceano verso il Mar del Nord, quindi sulla sinistra possiamo stare tranquilli, mentre dobbiamo magari attaccare un prossimo attacco da queste parti. Ci fermeremo a questo bivio e convertiremo le nostre truppe una a sinistra e una a destra. Quindi analizziamo questa situazione. Acurio lo mandiamo verso nord da queste parti e la nostra grande spiona Eribea proprio verso est da questa parte. Grandioso. Allora abbiamo sistemato tutto per la nostra grande battaglia, la nostra grande ripresa, ragazzi, quindi vediamo di passare un attimino il turno. Grandioso. Mi dispiace, ragazzi, che in questi turni non ci sono grandi battaglie, però sicuramente, come vi dico sempre, una grande battaglia è il frutto di una grande come dire, una grande riflessione, soprattutto una grande gestione dei minimi particolari. Allora, adesso
adesso gli obiettivi principali sono essenzialmente diversi: rinsaldare la nostra economia, potenziare le nostre attività belliche nel sud e attendere magari una mossa falsa da parte degli Spartani, che stranamente stanno sparpagliando le loro unità nel resto del mondo, come potete ben vedere. Queste flotte devono essere eliminate al più presto, perché sicuramente potrebbero darci molto fastidio. Quindi nel momento in cui noi ci ritroveremo nel nord avremo bisogno di qualcosa che ci possa far stare tranquilli. Avevo tentato quel trattato di pace per vedere un po' cosa potevano pensare i nostri grandi ragazzoni, ma invece ho sbagliato, dovevo proprio definire la nostra conquista fino alla fine. Ragazzi, per quanto riguarda il nostro gameplay futuro su Rome 2, ho visto che questa campagna vi è piaciuta molto con gli Iceni, però voglio incrementare la difficoltà magari al massimo, anche a livello di combattimento sul campo, per dare molta più sfida ai nostri combattimenti e creare una nuova campagna anche più duratura di questa. Sicuramente questa campagna durerà ancora un bel paio d'anni, almeno una trentina, quarantina d'anni per conquistare il tutto. Però ho voluto fermarmi un attimo proprio nelle scorse settimane per darvi modo di votare sulla nostra prossima avventura con la nostra nuova fazione votata da tutti voi. Ho visto che qualcun altro ha votato anche gli egiziani, ha votato anche Sparta, però Sparta davvero è il mio tallone d'Achille, quindi non voglio proprio comandare il nemico che ho distrutto fino adesso. Mentre la Macedonia potrebbe essere utile perché non l'ho mai vista, mai giocata, mai neanche pensata come fazione proprio da controllare, cioè non avevo idea di utilizzare una fazione del genere, ma invece vedremo di controllarla insieme proprio al termine di questa campagna. Ed eccoci ragazzi nel 110 a.C., questo sarà l'anno importante per la nostra conquista. Il volere di Andraste è pronto a farsi valere nel territorio avversario. Potete vedere che ci siamo proprio diretti all'attacco di questa grandiosa cittadina. Abbiamo l'opportunità di utilizzare 2 macchine d'assedio e all'interno del prossimo gameplay ragazzi vedrete un assedio memorabile con 5, vediamo un pochettino, sì, benissimo, 2100 unità contro ben 1590 unità nemiche, con 2 chiamiamole macchine d'assedio leggere per definire l'attacco. Più che altro 6 macchine d'assedio, perché le scalappioli si suddividono in 4 scale più altre 2 torri d'assedio. Questo ragazzi sarà un assedio memorabile, perché sicuramente dobbiamo continuarlo per avere il massimo del nostro controllo, per perdere meno unità possibili, per conquistare definitivamente tutte le altre unità nemiche proprio nello stretto dei Dardanelli da queste parti, e definire quindi il nostro aspetto contro l'impero spartano. Il problema ragazzi è sempre nel sud, per tutte queste unità navali e per la mancanza di una nostra flotta marittima per la conquista definitiva. Comunque il nostro grande spione salirà a bordo di una nave per dare un'occhiata a queste parti. Potete vedere che gli Spartani si stanno riunendo proprio da queste parti per dar fastidio. Intanto Siranica da queste parti, attenzione, il capitano nemico alleato probabilmente potrà dar fastidio da queste parti, quindi sicuramente vedremo più avanti. Intanto ragazzi continua la ripresa e la costruzione di armi belliche. Prima ragazzi producevamo frigoriferi nelle nostre fabbriche, adesso fabbricheremo bombe alla grande. Quindi perfetto, continuiamo a costruire la nostra cittadina, a farla riprendere, e sicuramente all'interno del prossimo gameplay vedrete un ottimo assedio nei riguardi dello stretto dei Dardanelli. Siamo molto vicini a quella zona. Intanto si continua l'osservazione di questi territori. Perfetto, vediamo un pochettino di procedere sì, da questa parte. Vediamo, sì, ottimo. Con le nostre spie sono le ultime 2 spie. Però non credo che la campagna qui nel nord potrebbe darci problemi a livello di visibilità. Cioè, stiamo analizzando tutta la situazione. Nel giro di qualche anno avremo tutto controllato. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. È un video molto gestionale, non vi sono state grandi battaglie. Però il prossimo video si baserà sul controllo della Tracia, dell'ultima isola di Creta, e magari nella nostra conquista dei territori nel nord. Comunque ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate. Prima di incominciare la campagna con la Macedonia ce ne vorrà un bel po', perché ho visto che questa campagna con gli Iceni vi piace molto, e visto che adesso la difficoltà è aumentata mi intriga anche molto portarla a termine. Quando finirà questa campagna partiremo dalla Macedonia per darci alla grande con una nuova fazione mai provata. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel commento e ciao a tutti.